Kiwi 7,5. I kiwi sono mediamente buoni e tutti di origine Italia. Apportano vitamina C e regolarizzano le funzioni intestinali. Da consumare. Arance 7. Ottime le arance siciliane, anch'esse ricche di vitamina C. Sul mercato ci sono anche arance spagnole, chiedete la provenienza. Biete 7. Le biete sono la verdura invernale per eccellenza, da gustare previa rapida lessatura, ottima in abbinamento con la cicoria. Carciofi 7. Da gustare lentamente, foglia per foglia, i carciofi cono di buona qualità, presenza anche delle prime mamme romane. Cipolla fresca 6,5. Sono arrivate le prime cipolle novelle che anticipano l'arrivo dell'attesissima primavera, si riconoscono perché bagnate. Crucifere 7,5. Buona qualità per i broccoli, si può scegliere tra numerose coltivar, eccellenti anche i cavolfiori, diverse le provenienze, anche estere. Finocchi 7. Buona presenza di finocchio da mangiare crudo e anche di finocchina, di pezzatura più piccola da consumare lesso. Fragole 5. Arrivano dal sud Italia le prime fragole della stagione, forse è meglio portare pazienza e tendere un po' per l'acquisto. Mandarini 7. Profumato e di eccellente qualità, il mandarino siciliano si riconosce per la buccia aromatica e la presenza di semi. Pere 6. Sono arrivate le prime pere estere. Chiedete consiglio al vostro fruttivendolo che saprà orientarvi tra le diverse tipologie. Radicchi 7,5. La lunga stagione del radicchio dà ancora prodotti molto buoni, da portare in tavola più volte alla settimana crudi o cotti. Radicchio cicorino 6,5. Nella varietà chiara colora le nostre tavole da diverse settimane. Il verdon da corteo, di colore verde intenso, arriverà a giorni. Durante il periodo invernale, la famiglia delle crucifere offre al nostro palato un'estesa varietà di gusti e forme. Cavolfiori, broccoli, verze, cime di rapa e le innumerevoli varianti di cavolo basterebbero da sole a fornirci un paniere di ortaggi ideale a soddisfare sia le necessità nutrizionali dei mesi freddi, sia i desideri culinari dei più svariati appetiti. Un buon esempio di tutto ciò è rappresentato dal cavolo broccolo, all'anagrafe botanica Brassica oleracea botrytis. Lo troviamo in commercio in questi giorni nelle varietà a forma di cimosa, cioè con ramificazioni laterali, o a forma caput. Entrambe le specie sopportano il gelo meno dei cavolfiori, ma un certo grado di freddo li rende teneri e carnosi. Al contrario, le temperature più elevate innescano la fioritura delle cimette e dei germogli, che perdono la consistenza carnosa per lasciare spazio ai petali. I broccoli in commercio in questi giorni arrivano principalmente da Puglia, Campania e Sicilia, anche se stanno arrivando alcune partite dalla Francia. In Veneto possiamo trovare il broccolo fiolaro di Creazzo, coltivazione di eccellenza, modesta nella quantità ma di alta qualità, che cresce appunto sulle colline nelle zone limitrofe al comune vicentino, dove la terra sabbiosa limosa, le sorgenti d'acqua e i terrazzamenti permettono al prodotto di esprimere al meglio le sue caratteristiche organolettiche. Acquistare informati si conclude qui. Maggiori approfondimenti domani sul Gazzettino di Treviso.